Cose grandi! Perché? 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 Sei troppo piccolo, non puoi ancora capire. Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio dei nostri podcast. Io sono Thomas. E io sono Gabriele. Oggi siamo qui per parlarvi di un tema che credo interesserà a tutti voi, e cioè le webstar. Oggi le webstar sono molto popolari. Voi sapete cosa significa questa parola? Popolare è una persona che piace a molti e che sul web ha tanti followers e riceve molti like. Esattamente! E i personaggi oggi più popolari sul web sono ad esempio Chiara Ferragni, Kaby Lame, Gianluca Vacchi, lui e Sofì di Me contro te. Ma lo sai che un giorno ero proprio al concerto dei Me contro te e all'improvviso mia mamma ha visto la sorellina di Sofì. Sono riuscita ad avvicinarmi e sono stato l'unico a fare una foto con lei. Ero felicissimo. Pensa, Gabri, che ci sono anche persone cui non interessa nulla delle webstar, che non hanno la minima idea di cosa siano. Hanno altri interessi, io invece le seguo tantissimo. Come ti capisco. Comunque è anche vero che non tutte le webstar hanno cose interessanti da dire o fanno cose speciali. Ce ne sono molte che pur di avere dei followers si inventano cose sciocche o che non esistono. Mi viene in mente la famosa frase «Non è tutto oro quello che luccica». Sui social è facile fare apparire le cose in modo diverso e non dobbiamo credere a tutto quello che fanno o dicono le webstar. Non tutto quello che vediamo è reale. È vero, a volte basta pubblicare un video divertente per diventare famoso, ma io penso che certe idee debbano anche avere dei contenuti interessanti, comunicare un messaggio e insegnare qualcosa. Sono d'accordo con te, io amo seguire le webstar che pubblicano video divertenti, ma riesco a capire quando le cose che dicono sono reali, oppure esagerate o inventati. E soprattutto non sempre quello che vedo mi piace tanto da mettere un like. Voi che ci state ascoltando, avete mai pensato al potere che abbiamo con i nostri like o i commenti? Possiamo usarli per mostrare di preferire certi contenuti. Inoltre la popolarità di un personaggio dipende proprio dai like e dal numero di followers, quindi da noi. State attenti a come usate i like. Ottimo consiglio! I like bisogna meritarseli. Mi viene in mente quello che è successo a Fabio Rovazzi, che prima non era conosciuto da nessuno e poi nel 2016 ha pubblicato su YouTube la canzone Andiamo a comandare. È diventato super famoso e ancora oggi è uno dei personaggi dello spettacolo più popolare. Già, e secondo me un po' se l'è meritato. Ha avuto originalità e intraprendenza. Pensa che invece molte webstar oggi non fanno altro che sponsorizzare prodotti. Molti brand pubblicitari li contattano solo per vendere e fare soldi e tanti influencer prestano la loro immagine solo per guadagnare. La più conosciuta è Chiara Ferragni, che sponsorizza molte marche famose, ma ce ne sono tanti altri. Certe persone sono disposte a tutto pur di diventare famose. Voi che ci state ascoltando, che ne pensate? Io penso che si possa diventare famosi anche facendo un lavoro importante o creando qualcosa di nuovo e di utile alla società, all'ambiente, senza per forza pubblicare video o foto. Ragazzi, la nostra chiacchierata termina qui. Speriamo di avervi fatto riflettere e comunicato un messaggio. Grazie per averci ascoltato, vi salutiamo e speriamo di riavervi con noi in un prossimo podcast. Ciao! Check it out, y'all.